Luca 6, dal verso 6 al verso 11. Per i nostri ragazzi il nostro hashtag è Gesù è attento. Alleluia. Un altro sabato egli entrò nella sinagoga e si mise a insegnare. C'era lì un uomo che aveva la mano destra paralizzata. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se avrebbe fatto una guarigione di sabato, per trovare di che accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano paralizzata: alzati e mettiti in mezzo. Ed egli, alzatosi, stette in piedi. Poi Gesù disse loro: io domando a voi, è lecito di sabato far del bene o far del male? Salvare una persona o ucciderla? E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: stendi la mano. Egli lo fece e la sua mano fu guarita. Ed essi furono pieni di furore e discutevano tra di loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. Signore, ti ringraziamo per questi passi che ci incoraggiano a venire a te, a credere in te, a sapere che tu, Signore, conosci le cose segrete del nostro cuore. Signore, intervieni nella nostra vita come sei intervenuto in quell'uomo. Parlaci, Signore, chiamaci, Signore. Pronuncia per noi parole di autorità, le uniche parole capaci di salvare, di guarire, di ristorare l'anima, Signore. Signore, aiutami a condividere con i miei fratelli la tua parola e non pensieri personali. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Questo è uno dei tanti episodi in cui si narrano delle guarigioni di Gesù. Ci sono circa 24 tra guarigioni e liberazioni raccontate nei Vangeli. Qualcuno ne mette una in più, una in meno, ma più o meno il numero è quello. E 3 di questi atti miracolosi del Signore vengono compiuti e narrati nella sinagoga. In realtà ce ne sono anche altri, però gli evangelisti descrivono Gesù fece degli atti potenti, ma non ci viene narrato. Ma delle guarigioni narrate, solo 3 sono in una sinagoga. Voi vi ricordate la storia della donna curva che era nella sinagoga ogni sabato per offrire il culto al Signore, ma era curva. Poi di un indemoniato, ci viene specificato che era un indemoniato posseduto da uno spirito impuro, quindi probabilmente la sua vita era disordinata a livello morale. E poi quest'uomo dalla mano paralizzata. Matteo ci racconta uno di questi fatti, Marco 2, solo Luca li descrive tutti e 3 i miracoli della sinagoga. E questo passaggio, questo miracolo, questa guarigione è raccontato dai 3 evangelisti. Giovanni non racconta di miracoli nella sinagoga, ma Matteo, Marco e Luca sì. E tutti e 3 raccontano la storia di quest'uomo. Ora, soltanto Luca, dei 3 evangelisti, fa cadere nel suo racconto un particolare, un dettaglio, che noi scopriamo leggendo la scrittura, dettaglio non è. Solo Luca ci dice che un uomo aveva la mano destra paralizzata. Lo specifica e lo ripete più volte. Noi sappiamo che Luca degli scrittori era il medico, quindi sicuramente era il più preciso, il più scrupoloso nel dare descrizioni che siano verosimili, quindi era attento anche ai particolari.
ma noi sappiamo che era anche ispirato dallo Spirito Santo e Dio permise che la sua attenzione fosse guidata per parlare al nostro cuore. Se noi sfogliamo le pagine della Bibbia, noi scopriamo che nella scrittura dire mano destra non è un dettaglio, non è prendere casualmente una tra le due mani. In realtà nella scrittura la mano sinistra è la mano di supporto. Viene detto per esempio nel Levitico che i sacerdoti potevano usare la mano sinistra per versare dell'olio perché poi la mano destra potesse intingere il dito e poi compiere i vari rituali. Quindi la mano sinistra era la mano impura, la mano delle cose disonorevoli, non la mano che poteva rappresentare qualcosa di nobile. C'è un solo caso. Sappiate che sono attento quando parlo di mano destra e mano sinistra perché io sono mancino. Sono nato così e meno male che sono nato in un tempo in cui i mancini non vengono obbligati poi a usare la destra. Mia nonna mi raccontava che se ai suoi tempi nasceva un mancino gli legavano la mano e lo obbligavano a scrivere con la destra perché era un difetto. Quando ho iniziato a giocare a calcio, ero piccolino, il primo allenamento della mia vita, ero veramente mingherlino, se soffiavate cadevo, pesavo forse 20 kg, ero lì gracilino, al primo allenamento io ero mancino e arriva un ragazzino, voi sapete che per giocare a calcio ci sono le scarpe con i tacchetti belli lunghi, il primo scontro mi ha dato una pedata così forte al piede sinistro che io dopo il primo allenamento non ho più potuto fare nulla per 2 mesi, tanto era il dolore al piede. E mi faceva male anche dopo, così ho iniziato a imparare a giocare a calcio col destro. E non era facile, ci ho messo un po' di mesi per imparare. Quindi immagino quelli che sono stati soffocati nella loro mancinità. Quindi quando vi sto parlando di mano destra e mano sinistra, so bene che cosa sto dicendo. C'è un solo uomo descritto nella Bibbia che era mancino, e io me lo sento tanto vicino, Eud, un giudice, abbiamo letto poco tempo fa il libro dei giudici, che il Signore usò in questa sua particolarità, perché non tanti erano mancini, lo usò per uccidere un re, perché quel re pensava che come tutti i guerrieri anche Eud fosse destro, e per essere destro tu dovevi mettere la spada a sinistra, in modo che con la mano la afferravi, la sguainavi, e quando andò nella sala del re, questo re vide che alla sinistra Eud non aveva la spada, perché Eud era mancino e ce l'aveva a destra. E quindi ebbe la sconsideratezza di rimanere da solo, chiuse la stanza, lui da solo con Eud, pensando che la spada non ce l'aveva, quindi non gli avrebbe fatto alcun male, ma Eud era mancino. E quando furono soli, Eud alzò la mano sinistra, prese la spada che era sulla destra e uccise il re e ottenne la vittoria per Israele. Ma noi questa mattina parliamo di mano destra, ma per dire che a parte questo caso particolare, la scrittura si spende sulla mano destra. Ecco perché noi non possiamo non considerare questo dettaglio, apparente dettaglio di Luca, come qualcosa di insignificante. Ci sono dei passi nella scrittura in cui ci viene detto chiaramente qual è il valore della mano destra. Per esempio, quando Giacobbe volle benedire i figli di Giuseppe, la mano destra doveva cadere sul primogenito, a rappresentare l'eredità spirituale che il primogenito di Giuseppe avrebbe raccolto della famiglia di Giuseppe. Ma Giacobbe incrociò le mani e la sua mano destra fu posta su Efraim, che era il minore. E Giuseppe gli disse: no padre, la tua mano destra non sia sulla testa del mio secondogenito, perché il primogenito è Manasse. Ma Giacobbe disse: sia così, perché il Signore vuole così. E infatti noi quando citiamo la scrittura, e la scrittura lo farà sempre, dirà sempre Efraim e Manasse, perché il secondogenito fu benedetto dalla mano destra di Giacobbe.
Ma Dio stesso incoraggia il suo popolo. In Isaia dice: io fortifico la tua mano destra. Nel capitolo di incoraggiamento, il 41, in cui il Signore dice: io ti soccorro, io ti libero, io ti rendo forte, io soccorro la tua mano destra. È scritto nell'Apocalisse che Gesù tiene nella mano destra le 7 stelle che rappresentano la Chiesa. Quando Gesù nel Sermone sul Monte insegna riguardo ai nostri peccati, dice: se la tua mano destra pecca, tagliala e gettala via da te. Meglio per te non avere la mano destra che non entrare affatto nel regno dei cieli. Ancora il Salmo 118 dice: la destra del Signore, la mano destra, fa prodigi. Quindi ce ne sono molti altri di passaggi. Parlare di mano destra significa parlare della nostra forza, della nostra potenza, della nostra capacità, del nostro saper fare delle cose. Quindi quando Luca ci dice che quest'uomo aveva la mano destra secca, paralizzata, ci sta dicendo che quell'uomo era senza capacità, non aveva più forza, non aveva più potenza, non aveva più ciò che gli permetteva di determinare le sue azioni, di fare quello che era chiamato a fare. Era paralizzato nella sua destra. Lo ripete più volte Luca, quasi a specificare questo. Quindi questa è la situazione. Siamo in un giorno di culto, siamo in una sinagoga e c'è un uomo che in mezzo agli altri sta offrendo il suo culto a Dio, ma è paralizzato. Ciò che lui deve fare non lo può fare perché la sua mano destra è senza forza, la sua mano destra è senza capacità alcuna. Quell'uomo era al culto e aveva un gran bisogno, non aveva più forza, non aveva più capacità, non aveva più nulla, era paralizzato pur muovendosi, era paralizzato pur rimanendo tra gli altri nel culto, perché parlare di un miracolo nella sinagoga, la sinagoga rappresenta bene, e il parallelismo noi lo possiamo fare con il nostro culto, era il luogo di culto di quel tempo, era come se noi dicessimo: veniamo in via Vittorio Veneto 66 nella casa del Signore a offrire il culto, era uguale, era il luogo di culto degli ebrei, come questo è il nostro luogo di culto. Quell'uomo era paralizzato, eppure poteva muoversi per venire nel luogo di culto. E nel luogo di culto egli aveva un bisogno nascosto. Pur muovendosi, pur essendo impedito dalla sua mano paralizzata, egli era normalmente, settimanalmente, regolarmente nella sinagoga. È un richiamo per noi questo. I 3 miracoli nella sinagoga sono un richiamo per noi. La donna curva, pur essendo curva, regolarmente andava alla sinagoga. L'indemoniato addirittura prende la parola. Andate a cercare il passo. 2 volte è raccontato. Nel culto prende la parola e contesta Gesù. Non va in escandescenze, non ha atti strani, prende la parola e contesta, e in quella contestazione probabilmente altri si unirono. Quell'indemoniato regolarmente era nella sinagoga, ma Gesù conosceva il suo cuore e lo sgridò e lui si manifestò. E anche quest'uomo regolarmente era nella sinagoga, eppure spiritualmente possiamo farla questa applicazione. La sua mano destra era paralizzata. La nostra presenza al culto non è garanzia che va tutto bene. Noi possiamo anche venire nella casa del Signore e nasconderci tra gli altri, ma rimaniamo ancora paralizzati. È possibile. Uno dice: no, non è possibile. Nella casa del Signore è possibile. È possibile che siamo qui questa mattina con la nostra mano destra paralizzata,
secca. E pur essendo così, noi facilmente ci possiamo nascondere. Noi abbiamo un bisogno nascosto e lo possiamo benissimo nascondere nella casa del Signore. Mi ricordo quando ero un adolescente, quando si andava al culto, ci tenevamo a vestirci bene per onorare il Signore. Non mi mettevo la giacca, ma mettevo le cose migliori. Io quel periodo avevo una convinzione che avevo un maglione che era il più bello di tutti, o meglio, quello che piaceva a me più di tutti. E quindi me lo mettevo spesso al culto perché era il più bello. Ma quella domenica quel maglione era bagnato perché era stato lavato, non era ancora asciugato. E io mi ero incaponito perché a tutti i costi volevo mettere quel maglione. E così l'ho messo sul termosifone, ho cercato di farlo asciugare il prima possibile, nella speranza che alle 4:30, il tempo in cui partivamo per andare in chiesa, si fosse asciugato. E quando sono arrivate alle 4:30, io così convinto l'ho guardato, l'ho toccato e visto che ero convinto, mi sono detto: è quasi asciutto, e me lo sono messo. Ma mia madre mi diceva: mettine un altro, è bagnato, mettine un altro. Ma io niente, volevo metterlo a tutti i costi. E così me lo sono messo, sentivo che era un po' umido. Ma quando sono arrivato in chiesa, voi sapete che quando gli abiti sono bagnati, specie quando una parte è bagnata e l'altra è asciutta, la parte asciutta è più chiara dell'altra. E il maglione era asciutto, ma una manica, poi quando mi sono tolto la giacca ho visto che effettivamente era più scura, perché non era umida, era bagnata. E avevo il braccio sinistro con questo viola più scuro dell'altro, e mi sono sentito in imbarazzo. E ho detto dentro di me, non l'ho detto a mia mamma, ma dentro di me ho detto: mamma aveva ragione. E in quel culto mi sono messo laterale, a sinistra, in modo che il braccio sinistro a fianco avesse solo il muro, e mi sono sentito in un gran disagio. E speravo davvero che nessuno si accorgesse della manica scura e della manica chiara, oltre al disagio di avere un abito bagnato addosso. Noi possiamo pure avere delle cose che proviamo a nascondere, e possiamo anche riuscire a nasconderle nella sinagoga, al culto, ma ciò non significa che va tutto bene. Quell'uomo aveva un bisogno nascosto, possiamo anche riuscire a nasconderlo agli occhi degli altri, ma il bisogno che noi intendiamo nascosto è un bisogno nascosto, è conosciuto da Gesù. Uno potrebbe dire: ma allora, se ci sono tanti falsi, se ci sono tanti che provano a nascondere il loro bisogno nella Chiesa, è inutile andare in Chiesa. Sistemiamo prima le cose e poi torniamo nella casa del Signore. No, assolutamente. Dobbiamo essere nella sinagoga, dobbiamo essere nel luogo di culto, perché lì c'è Gesù. Amen. Lì c'è Gesù. E dove è il nostro bisogno, noi vogliamo provare a nasconderlo. Noi dobbiamo sapere che dove c'è Gesù, Egli conosce tutto. Se Gesù è nella sinagoga, se Gesù è nel nostro luogo di culto, se Gesù è dove siamo noi, la buona notizia è che sicuramente Lui conosce il nostro bisogno. Il bisogno che è nascosto è un bisogno conosciuto da Gesù. Pertanto, fratello, sorella e amico, se stai provando a nascondere a tutti, potrai pure riuscirci, ma sappi che Gesù conosce ogni cosa. Ed è una buona notizia, questa non è una cattiva notizia. E Gesù vede tutto, a Lui non sfugge niente. Pensate che nella versione di Luca di questa storia sembra quasi che Gesù usi quest'uomo nella sua diatriba con i farisei, perché qui il grosso della questione è
se è lecito guarire di sabato oppure no. E Gesù prende quell'uomo, lo mette lì in mezzo e dice: vai lì in mezzo. E ora chiedo a voi, se voi unite i vari racconti, prima furono i farisei a dire: è lecito guarire di sabato? E quando noi leggiamo la versione di Luca sembra quasi che Gesù controbatta. Gesù chiama quell'uomo e dice: vi chiedo io, è lecito guarire di sabato? E uno potrebbe dire: ma il Signore sta usando quella malattia, sta svergognando quell'uomo. Invece, se noi leggiamo bene questa storia, noi ci accorgiamo che Gesù non temporeggiò. Gesù non si alzò nella sinagoga guardandosi in giro dicendo: vediamo chi c'è nel bisogno e se ne trovo uno lo uso per rispondere a questi farisei. Subito Gesù chiamò quell'uomo e disse: vai lì in mezzo. In altre parole, Gesù, prima ancora di essere contestato, prima ancora di rispondere ai farisei, già sapeva che c'era quell'uomo. Quando Gesù entrò nella sinagoga, non andò a cercare quell'uomo, anche perché quell'uomo, probabilmente disabile, si nascondeva dietro. Ma Gesù lo sapeva già, sin dall'inizio di quel culto, sin dall'inizio delle contestazioni. Lui non doveva cercare un uomo malato, perché già sapeva chi c'era in quel luogo. Conosceva il cuore di quell'uomo, conosceva il cuore dei farisei. Ecco perché Gesù è pronto, è pronto. Gesù vede tutto. In un'altra versione di questa storia, anche i farisei si accorsero che a Gesù non sfugge nulla. Pare proprio, adesso non ricordo se nel racconto di Matteo o in quello di Marco, pare proprio di capire che i farisei, vedendo Gesù, sapevano che non gli sfuggiva nulla. Sapevano che se l'avessero provocato sul fatto della guarigione, Gesù aveva già adocchiato quell'uomo. Anche i farisei si erano accorti che a Gesù non sfugge nulla. Questa è la buona notizia, fratelli. Gesù sa come siamo qui questa mattina. Gesù conosce il nostro cuore. Gesù conosce i nostri bisogni nascosti. Egli li sa prima ancora che noi ci esprimiamo. L'uomo di questa storia non parla mai, non pronuncia una parola. Non sappiamo come si esprime, se è addolorato, se è aggressivo, non sappiamo nulla delle sue parole. Ma non c'è bisogno di parlare. Gesù conosce il nostro cuore anche quando noi teniamo la bocca chiusa. Egli ci conosce perfettamente. A Lui non sfugge il nostro bisogno. Egli comprende la nostra reale condizione. Egli sa quali sono le nostre necessità. Le sa il Signore. Egli sta scrutando le nostre vite qui. Noi forse ci stiamo nascondendo, ma non ci possiamo nascondere a Lui. Egli ci comprende come nessun altro è capace di comprenderci. Sia benedetto il nome del Signore. Ed Egli, per mezzo di queste storie, ci vuole far sapere che ci conosce. Ho già condiviso con voi i momenti in cui morì il mio pastore. Io avevo un rapporto stretto e particolare con lui. Ero, posso dirlo senza timore, il suo figlio spirituale. Ma il rapporto che io avevo con lui era un rapporto che non tutti conoscevano. E sulla carta io ero un credente come gli altri, non ero un parente, non ero un figlio. E quando lui morì, ovviamente tutti andavano a fare le condoglianze ai figli, ai parenti, come si fa sempre in un lutto. Ma chi va a pensare, tra i tanti credenti di una chiesa numerosa, che uno in particolare è un figlio e nessuno lo sa? E quindi quei giorni erano giorni di profondo dolore per me. Era un dolore che mi tenevo dentro, perché sapevo che non avevano alcun diritto particolare per andare, presentarmi o chiedere agli altri di farmi le condoglianze. Avevo il dolore che avevano, questo superficialmente, che avevano tutti gli altri credenti. Ma era morto un padre spirituale per me.
e io soffrivo e non mi aspettavo che gli altri lo vedessero, ma mi ricordo che un pomeriggio ero in macchina profondamente addolorato e mi arrivò un SMS di un fratello che non aveva né stretti legami con il mio pastore, né ci vedevamo di frequente. Lui mi mandò questo messaggio, era un messaggio per me, era un messaggio in cui diceva che stava pregando per me, perché il Signore mi consolasse della perdita. E quelle erano non le parole di un fratello, ma erano le parole di Dio, che mi faceva sapere che se anche gli altri non riuscivano a vedere qual era il mio bisogno, Lui lo conosceva. Perché Gesù vede tutto. Lui conosce il nostro bisogno. Ma il bisogno che Lui conosce non lo conosce soltanto, lo soccorre. Lo soccorre. Gesù viene per soccorrere chi è nel bisogno. Gesù viene per salvare chi è perduto. Gesù viene per rialzare chi è abbattuto a terra. Davanti alla durezza del cuore, Gesù si indigna. Ma davanti al bisogno, Gesù agisce. Questo è uno dei pochi passi, una delle poche storie in cui vediamo Gesù indignato e profondamente rattristato, non dalla paralisi di quell'uomo, ma dalla durezza di cuore di tutti gli altri. Infatti in Marco è scritto che Gesù, mettendo al centro di quella sinagoga quell'uomo e chiedendo a tutti: siamo in giorno di sabato, ma voi cosa fate in giorno di sabato? Quest'uomo ha un bisogno profondo. Cosa fate? Lo salvate o lo uccidete? O meglio tradotto, lo distruggete. Se una vostra pecora cade in un fosso, dice ancora in Marco, cosa fate? La lasciate lì perché è sabato o la togliete dal fosso? E ora noi che stiamo meditando questo passaggio, nel nostro cuore diciamo: hai ragione Gesù, hai ragione Gesù a sgridarli. Va salvata quella pecora caduta nel fosso, va guarito quell'uomo che ha un gran bisogno. Stiamo attenti, fratelli, perché potremmo trovarci nella stessa condizione e Gesù potrebbe chiederci, noi mascherando in tanti modi, potremmo rimanere muti davanti al Signore. Il Signore si indignerà davanti alla durezza del cuore. Ma davanti al bisogno Gesù agisce. Quell'uomo era in bisogno. Quell'uomo non era più nascosto. Gesù l'aveva fatto venire alla luce. E in quel bisogno Gesù intervenne. Agì meravigliosamente. Gesù agisce sempre per salvare. Gesù agisce sempre per salvare. Gesù vuole rialzare. Gesù vuole dare quella forza, quella mano destra, dicevamo, che rappresenta la nostra capacità, la nostra possibilità di agire, che non abbiamo più. Gesù ci vuole dare ogni capacità. Dunamis. Voi sarete ripieni di potenza. Quel termine significa capacità di agire, abilità. Egli ci vuole dare la potenza che non abbiamo, la capacità che non abbiamo, l'abilità che non abbiamo. Gesù ci vuole dare tutto quello che o non abbiamo o abbiamo perduto. Gesù viene per guarire. Vuole guarire il nostro cuore. Vuole rialzare la nostra vita. Vuole darci ogni cosa che abbiamo perduto. Se ci troverà nel bisogno, agirà. Se ci troverà con un cuore duro, si indignerà. Ma questa mattina, qualunque bisogno abbiamo colui che ci conosce e che vuole agire. Fratelli, alziamoci in piedi e spiritualmente facciamo un passo avanti
nel luogo di culto dove c'è Gesù.